Buongiorno ragazzi, qua sono le 5:40. Sto aspettando che vengano a prendermi per andare a provare il tour bird watching e poi vi farò sapere. Ci vediamo dopo, ciao! Ragazzi, stiamo facendo il tour del birdwatching in collaborazione con El Viaje de Canán, che sono un'agenzia ecosostenibile. Fanno tour a contatto con la natura, con guide locali. È un'esperienza veramente consigliata, però adesso continuiamo il tour. Il primo che è là così, vediamo se si può vedere. Ragazzi, questa è una tarantola. Mamma mia ragazzi, che vivo. Wow, è gigante. Adesso andiamo a vedere un cenote vergine che non è aperto al pubblico, solo per noi del tour. Adesso vedremo. Ragazzi, il tour è finito, un ringraziamento va a El Viaje de Canán, grazie Marlon, grazie a José, ciao. Raga, siete benvenuti al Viaje de Canán, è un progetto di ecoturismo dove collaboriamo con guide locali come José. Lui per esempio è esperto di birdwatching e possiamo visitare luoghi nella natura, a contatto con le persone del luogo, nella conservazione, nell'ecoturismo,
perché il turismo responsabile è una buona fonte di lavoro, di ingresso e soprattutto protegge la natura. È vero, José? Diga algo en español, mi hermano, aquí para los amigos. Bueno, aquí los esperamos, aquí podemos dar un paseo, aquí en la naturaleza, para ver las aves, hasta las especies de aves que tenemos acá, que bueno, ahorita por la deforestación pues también se van alejando cada vez más, y ahorita pues estamos a unos kilómetros fuera de playa, pero pues aquí hay un cenote bien bonito y se ven muchas aves. Quello che dice José praticamente che ci sono un sacco di uccelli che si stanno spostando sempre di più per l'espansione urbana e che qui siamo a qualche chilometro da Playa del Carmen, potete venire a vedere gli uccelli che vivono qui e anche che c'è un bel cenote da vedere. José, diles un saludo in maya a los amigos. ¿Qué quiere decir? Los esperamos aquí. Bello. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.